Un esempio di coscienza ecologica, rispetto per l'ambiente e i luoghi, amore per gli animali e passione per il viaggio viene da Kristen e Pierangelo, coniugi francesi partiti dalla Bretagna 6 anni fa, girando l'Europa a bordo della loro carrozza a casa, trainata da 2 cavalli. Ieri la tappa a Sciacca. La coppia, in compagnia dei loro purosangue, bretoni, Thelma e Volcan, hanno deciso di sottrarsi ai ritmi snervanti del mondo moderno, preferendo la natura e la sostenibilità alla ricerca di sentieri rurali e paesaggi incontaminati. Giungiamo in un luogo, lo conosciamo, lo apprezziamo, come stiamo facendo qui, dice Pierangelo, poi facciamo provviste, pernottiamo e l'indomani mattina ripartiamo per un'altra tappa. Per la coppia, solo rispettando la natura, l'uomo può apprezzare la vita e pensare anche ad un futuro migliore da lasciare alle prossime generazioni. Da sempre ambientalisti e amanti degli animali, fino a qualche anno fa Kristen e Pierangelo lavoravano, lei nel settore delle comunicazioni, lui come agronomo. 6 anni fa hanno deciso di cambiare completamente il loro stile di vita, hanno così costruito una carrozza provvedendo a dotarla di un impianto fotovoltaico sul tetto e con i 2 loro cavalli hanno cominciato a viaggiare per l'Europa. Da 3 anni hanno concentrato la loro attenzione sull'Italia, che stanno visitando borgo per borgo. In questi giorni sono in Sicilia, dove si nutrono di prodotti genuini, comprese le uova delle 2 galline che viaggiano con loro. La terra è la madre di tutti noi, dicono, la natura non può essere un bidone della spazzatura. La carrozza a casa di Kristen e Pierangelo percorre 15 chilometri al giorno, una scelta per non fare stancare gli animali e non avere fretta, spiegano.